mi spinsi più lontano, verso il cuore di questa regione abbandonata, puntando verso il dito di terra che si protende nel mare, all'estremità del quale è il luogo dell'antica Tarros. La scogliera che discende bruscamente alla fine del promontorio è bucherellata dalle tombe dei coloni cartaginesi. Questa necropoli, scavata in profondità, era una volta una miniera d'oro e di pietre preziose, ma il moderno archeologo ha completato l'opera di spoliazione che i saraceni incominciarono 1.000.000 di anni fa. Il tempo e le tempeste hanno spaccato le rocce e fatto irruzione nel riposo dei principi. Il vento fischia tra le camere funerarie una volta sotterranee. Sabbia e polvere hanno ostruito i grandi sarcofagi che una volta racchiudevano braccialetti e collane, anelli e orecchini e nastri d'oro che un tempo stringevano la fronte delle sacerdotesse di Baal. Ora il luogo è deserto e i soli suoni che interrompono il silenzio di morte sono le grida degli uccelli marini quando volano sopra le tombe vuote. Così si presentava la sepolta Tarros all'inizio del nostro secolo all'americano Crawford Fitch, l'immagine desolata e suggestiva di una città morta. Una città morta 2 volte, nell'XI secolo per le rapine dei pirati saraceni e in tempi più recenti per la bramosia e l'incuria degli uomini, spesso incapaci di comprendere quanto le pietre, i gioielli e le vestigia dei nostri antenati raccontano. È per questo motivo che val forse la pena di ripercorrere qualche tappa del faticoso cammino dell'archeologia in Sardegna nel secolo scorso, partendo proprio da Tarros. Nell'Ottocento cominciarono nella penisola del Sinis, nella zona centro-occidentale della Sardegna, sistematiche campagne di scavo. La passione per il collezionismo antiquario aveva spinto il marchese d'Arcais, il La Marmora, lo Spano e talaltri ad effettuare ricerche archeologiche in tutto l'Oristanese. Ma una data estremamente importante per la storia degli scavi fu il 1851. Impaziente di intraprendere le sue ricerche, Lord Vernon si recò nella zona di Tarros e, assoldata una squadra di operai di Cabras, iniziò i suoi scavi a ridosso del promontorio di San Marco. La fortuna dei principianti fu dalla parte del nobile inglese e in poche settimane vennero scoperte circa 14 tombe, una vera e propria necropoli colma di preziosissimi corredi funebri. Una gran quantità di gioielli, scarabei, avori, ceramiche dalle sponde del Mare Mortu passarono così a quelle dell'Arno, ad abbellire la residenza fiorentina di Lord Vernon. Questa massiccia esportazione di reperti archeologici fu però ben poca cosa rispetto al danno provocato indirettamente e involontariamente dal Vernon. Finita la campagna di scavo, infatti, gli improvvisati archeologi di Cabras tornarono al loro paese per riprendere le loro normali attività di agricoltori e pescatori, portando con sé il ricordo dei meravigliosi tesori scoperti a Tarros sotto la guida dell'eccentrico Lord. La notizia si propagò in un baleno e tutti a Cabras e nei villaggi vicini furono presi dalla febbre dell'oro. Gli scavi di Lord Vernon misero tutto il paese di Cabras in movimento. Gli abitanti furono presi da furore per cercare i tesori nascosti, come pressappoco in questi ultimi anni si recarono tanti ricercatori d'oro nella California e nell'Australia. Si formarono dunque delle compagnie intere di uomini che, attirati dalla sete di guadagno, si misero a scavare quella stessa località che Lord Vernon aveva abbandonato un mese avanti. Più di 500 uomini, nello spazio di 3 settimane, non fecero altro che rovesciare tutto il terreno senza remora. Il La Marmora scriveva però quando le sventure di Tarros non erano che agli inizi. Non si può dire infatti che i tombaroli di Cabras usassero le dovute cautele nello svolgere le ricerche.
Essi erano attratti soprattutto dalle tombe ipogeiche, le sepolture più ricche di corredi funerari. Queste sono in prevalenza del tipo a dromos, perché l'accesso non è verticale come in quelle dette a pozzo, ma è costituito da uno stretto corridoio, nel quale si scende per mezzo di una rampa di scalini. Mentre la camera sepolcrale, interamente scavata nella roccia e di forma quadrangolare, aveva il portello d'accesso chiuso da un gran masso, spesso ostruito da depositi di sabbia e terra. Quando dunque il violatore di tombe era riuscito a penetrare dentro un ipogeo, scrive Giuseppe Pau, dopo un sommario spoglio di quanto riteneva più prezioso, con un palo di ferro percuoteva le pareti della sepoltura. Se a quella percussione sentiva il vuoto, il tombarolo si trasformava in un artificiere. Praticava un foro nella parete, vi deponeva la carica dell'esplosivo, accendeva la miccia e correva al riparo. Dopo l'esplosione entrava nella tomba ancora fumante e polverosa, riempiva la sacca di gioielli e vasellame prezioso e iniziava il sondaggio in un'altra parete. Quando più di 100 sepolcri erano stati così barbaramente saccheggiati, il governo piemontese si decise finalmente ad arrestare lo scempio. La zona degli scavi venne recintata e i 500 tomberoli dovettero tornarsene a casa, con la coda tra le gambe ma le tasche piene di monili punici, alcuni dei quali finirono nelle collezioni di facoltosi oristanesi, mentre altri vennero fusi per farne nuovi gioielli. Come si è accennato, attrassero maggiormente l'attenzione di archeologi e cercatori improvvisati le sepolture. Meno frequenti furono invece le ricerche all'interno del nucleo urbano di Tarros, messo in luce solo successivamente in tempi a noi più vicini. Fu infatti Gennaro Pesce, sovrintendente archeologico per la Sardegna, ad iniziare nel 1956 le ricerche nel centro urbano di Tarros e nel settore settentrionale della città. Scavi che proseguirono poi sotto la direzione del professor Ferruccio Barrecca. Ma torniamo alle travagliate vicende dell'archeologia nell'Ottocento. Lord Vernon era dunque unanimemente ritenuto responsabile, seppur indiretto, dei saccheggi messi in atto nella necropoli di Tarros e si pensava che avesse contribuito ad esportare all'estero una gran quantità di reperti terrensi, principalmente nella sua Londra, dove intorno agli anni 50 del secolo scorso era attivo un fiorente mercato di gioielli e oggetti preziosi. Ma le cose andarono